Eccoli pronti per la foto, l'applauso per Chioene Padova. Il super classico, uno di fronte all'altra, ancora una volta. Possiamo adesso presentare gli arbitri di questa finale. Primo arbitro Jenny K. Rovigo, secondo arbitro Davide Bergamin Verona, Segnapunti e Manfasson Padova. E allora, signore e signori, siamo pronti per il starting six. Abbiamo col Treviso in campo il numero 1 Matteo Gonzani, il numero 2 Pietro Caldocchio, il numero 3 Massimo Badosco, il numero 8 Antonio Costantini, il numero 11 Mattia Curlan, 14 Riccardo Della Ventura, il numero 16 Alessandro Moro, il massimo coach Michele Zacchini. E ora l'applauso Chioene Padova, il numero 4 Andrea Ruzza, il numero 5 Claudio Pacello, il numero 11 Gabriele Zivio, il numero 15 Giovanni Vecciolano, il numero 18 Cristian Ficcerato, il numero 33 Avelino Tanga, il numero 41 Stefano Ficcerato, Saccanin. Questi ragazzi Chioene Padova. In bocca al lupo alle due squadre, con il rientro sul pubblico
Adesso avvisiamo che verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo alla memoria di Remigio Grotto, grandissima personalità del nostro volley. Dopo ragazzi per questa finale il servizio sarà per Padova.
turno Treviso 4-3. Celebra il servizio con avanti più uno Treviso, si va a lavorare la battuta con il numero 3 Massimo Barosco. Invasione ION Treviso.
di nuovo questa palla e ancora equilibrio, 11 pari. Monzani. Alleluia allo servizio. La corona di stretta, anche Treviso, prova il punto con Costantini, 13-12.
nei canali social FIBA Veneto, dove potrete rivivere le emozioni di questa doppia sfida finale, terzo e quarto posto, la finalissima Sioene Padova Volley Treviso. Per la Tia Fulham, ancora una volta nella centrale di Treviso, protagonista su questa palla per il 18-16. Complimenti dei compagni 117. Punto Treviso 19-17. Corso di questo primo set. L'applauso per i ragazzi del servizio campo. Grazie ragazzi.
Giorgio Sabatini. Sale sulla 15, ora all'inizio del 18, mantiene più il partito ancora con Massimo Barosco. Spinge dal centro, conquista dal primo set ball. 24-18. Barosco al servizio. Sempre
come sempre anche sugli spalti, quindi noi vogliamo mandare un saluto alle 4 tifoserie partendo da quelle di Chioene e Padova.